58 comuni al voto in provincia di Treviso nel prossimo maggio e occhi puntati su Vittorio Veneto, quello con il maggior numero di abitanti, quello in cui da 15 anni governa la Lega. Qui i lavori sono già in corso per scegliere candidati, strategie e programmi. Una cosa al momento è certa, la Lega Nord il suo candidato già ce l'ha ed è il sindaco uscente Gian Antonio D'Arè. Sì, io mi ricandiderò con la lista civica Toni D'Arè, ma assieme alla Lega Nord e probabilmente cercheremo di fare una coalizione del centro-destra. D'altra parte voglio ricordare che il mio vice sindaco è Giuseppe Maso, che è del PDL. Quindi al momento il connubio PDL-Lega Vittorio Veneto sta funzionando, lei dice? Sì, sta funzionando, ha funzionato bene per 5 anni, i risultati sono arrivati e sono sotto gli occhi di tutti e quindi noi pensiamo di continuare su questa proposta elettorale. Possibilista sull'alleanza PDL-Lega il coordinatore provinciale del Popolo della Libertà Fabio Chies, che spiega che al momento sono in corso dei colloqui proprio per verificare se vi siano le premesse per un appoggio del suo partito alla candidatura di D'Arè o se, al contrario, il PDL correrà con un proprio uomo. Sulla sponda opposta è il Partito Democratico, che ha ufficializzato i nomi dei due candidati alle primarie a sindaco. Si tratta di Alessandro De Bastiani e Roberto Tonon. Il prossimo 8 dicembre, oltre alle primarie del PD a livello nazionale, a Vittorio Veneto si deciderà anche il nome del candidato democratico alla poltrona di primo cittadino. Per De Bastiani e Tonon inizia un mese di mini campagna elettorale per portare i voti da una parte o dall'altra. Lavori in corso poi anche all'interno del Movimento 5 Stelle, che starebbe preparando un programma per la città di Vittorio Veneto.